Gravissima a Cafoncello di Treviso, marito e moglie avvelenati dai funghi raccolti in un prato cittadino. Si trattava di pericolosissimi lepiota, entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Un tragico errore umano, su questa ipotesi sta indagando la procura di Treviso dopo l'infortunio sul lavoro costato la vita a Pieve di Soligo alla 26enne Anila Grisciai, in macchinario riattivato da un collega. Non perdo le speranze, chiunque veda qualcosa lo segnali. Nuovo appello di Gino Cecchettin, papà di Giulia, la 22enne scomparsa da sabato insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Dal mattino nuove ricerche nella zona di Vigo Novo. Con l'elicottero e l'unità cinofila la famiglia convocata in caserma dai carabinieri. Potrebbe essere stato consegnato agli investigatori il computer della ragazza. Le auto di una coppia date alle fiamme nel parcheggio di un condominio 3 mesi fa. Subito il sospetto che l'incendio fosse doloso o la conferma. Il presunto responsabile è l'ex compagno della donna. Ha affrontato la curva a 150 km all'ora. L'Audi con a bordo 4 giovani indiani, finita fuori strada a Ormelle venerdì sera. Sul conducente morto insieme a 2 passeggeri, test tossicologici. Cittadella della Salute, finalmente c'è la data di avvio dell'attività nel nuovo ospedale. Primi pazienti da martedì prossimo, festa della Madonna della Salute. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 e dunque andiamo subito sulla vicenda della coppia trevigiana ricoverata da ieri sera in gravi condizioni e purtroppo in pericolo di vita al Cafoncello di Treviso per aver mangiato dei funghi velenosi che avevano raccolto in un giardino in città. Sentiamo il servizio di apertura del nostro Lucio Zanato. Ieri sera per l'ennesima volta siamo stati attivati come ispettorato micologico dal pronto soccorso di Treviso per una presunta intossicazione da funghi. Mangiano dei funghi credendo siano dei prataioli ed ora si trovano in gravissime condizioni ricoverati al Cafoncello. Protagonista una coppia di trevigiani che qualche giorno fa in un prato di Treviso ha raccolto dei funghi velenosi scambiandoli per buoni. Questi funghi da specie Lepiota bruno incarnata, che è una piccola lepiota che si trova comunemente nei nostri giardini, nei nostri prati, nei prati di campagna ed è confusa molto spesso con i prataioli. Purtroppo questo fungo è un fungo velenoso mortale e ha la stessa sostanza tossica presente nella Amanita phalloides, ma addirittura in concentrazioni superiori. Qualche ora dopo averli mangiati, i coniugi trevigiani hanno accusato i primi sintomi. Per questo si sono subito recati al pronto soccorso del Cafoncello, che ha individuato la causa del malessere sempre più intenso, confermata dai tecnici del servizio prevenzione esperti micologi dell'ULSS 2. I coniugi sono attualmente ricoverati in medicina d'urgenza con una grave insufficienza epatica, considerando che il veleno dei funghi può portare al blocco totale del fegato. Uno dei 2 componenti della coppia sarebbe anche in pericolo di vita e per questo dal servizio prevenzione dell'ULSS 2 l'appello a tutti i cittadini di far sempre controllare i funghi raccolti, anche se si ritiene di essere raccoglitori esperti. Come fare per evitare queste gravi intossicazioni? Basta solo raccogliere i funghi, cercare di raccogliere innanzitutto funghi che si conoscono e comunque portarli presso l'ispettorato micologico presente in Dipartimento di Prevenzione qui a Treviso, dove esperti micologi ve li certificano. L'ispettorato micologico è aperto tutti i giorni della settimana ed è totalmente gratuito. Un tragico errore umano, su questa ipotesi sta indagando la procura di Treviso rispetto all'incidente sul lavoro costato la vita ieri pomeriggio a una giovane operaia di 26 anni. Sta in questo abbraccio tutta la disperazione dei vertici aziendali per quello che è accaduto ieri pomeriggio alla Boccon di Pieve di Soligo. Ho visto un dramma nel dramma, al di là del dramma gravissimo della perdita di un figlio, di una figlia, anche una famiglia distrutta nel vedere che un proprio dipendente è venuto a mancare. Disperazione per l'ipotesi tremenda che la morte di Anila Grisciai sia stata causata da un tragico errore umano. E questa è la traccia su cui sta indagando la Procura di Treviso e per la quale anche questa mattina i tecnici dello Spisar erano all'interno dell'azienda che produce surgelati per la ristorazione. Tutto sarebbe accaduto in pochi istanti intorno alle 16 di ieri. Anila, che da 5 anni è impiegata in azienda e da qualche mese era stata promossa a capolinea, sta operando con una nuova macchina imballatrice. Si tratta di un braccio meccanico che avvolge i prodotti finiti con del cellophane per il trasporto. Finita l'operazione, la giovane si sarebbe avvicinata al bancale per un controllo, uscendo dalla visuale della console comandi, proprio mentre un collega stava sopraggiungendo.
Non vedendo nessuno, l'operaio avrebbe riavviato la macchina, che ha avvolto anche la ragazza con una pressione tale da spezzarle alcune vertebre del collo. Una tragedia che si sarebbe consumata davanti alle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati ora sono al vaglio del pubblico ministero Francesca Torri, che sta indagando anche su possibili disattivazioni di sensori di sicurezza dell'impianto all'interno del fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo. Una vicenda quindi tutta da chiarire, per la quale né l'azienda, oggi chiusa e con la produzione sospesa, né la famiglia della vittima, originaria dall'Albania ma da decenni residente a Miane, ora vogliono parlare. Famiglia che ieri accusava le forze dell'ordine di averla avvertita ben 3 ore dopo l'accaduto. A rispondere oggi il sindaco di Pieve di Soligo, a cui è toccato l'ingrato compito di avvertire i genitori. Io dico solo che rispetto all'incidente che c'è stato, se fossero stati avvisati prima, avrebbero atteso ancora di più, perché purtroppo l'incidente è stato complesso. Si è dovuto attendere tutta una serie di sopralluoghi, verifiche, e è stato a un certo punto possibile far accedere all'area dell'infortunio la famiglia, e lo abbiamo fatto e permesso. L'ufficio di presidenza ha allargato i rappresentanti dei gruppi della commissione d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Effettuerà un sopralluogo la prossima settimana in Veneto, a Treviso, per degli incontri e delle indagini sui ripetuti incidenti sul lavoro nella regione dopo la morte della giovane operaia Anila. Lo rendono noto le senatrici del PD, Susanna Camusso, vicepresidente della commissione, e Cristina Tajani. Il presidente Tino Magni proseguono, ha presentato questa proposta all'ufficio di presidenza, che come PD avevamo chiesto, visto che era stato sollecitato anche da parte del segretario veneto Andrea Martella un intervento della commissione in regione. Apriamo ora la pagina sulla scomparsa degli ex fidanzati Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Non perdo le speranze, ha detto oggi ai giornalisti il papà di Giulia. Chiunque veda qualcosa lo segnali. Sentiamolo. Purtroppo non ho notizie da darvi, perché non mi hanno dato nessuna notizia in aggiunta a quelle che già sappiamo. Sono in costante lavoro, e tutte le forze dell'ordine ci mantengono aggiornati per quel che possono, ovviamente. Adesso purtroppo ad oggi non ci sono nuove notizie. I giorni passano, ma di Giulia e Filippo non c'è ancora traccia. Stamane il papà della 22enne, la sorella e il fratello hanno trascorso parecchie ore nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo. La priorità, ha detto Gino Cecchettin, è fare il possibile per aiutare le forze dell'ordine. Sto aiutando in tutti i modi a dare le informazioni che loro servono. Quello che posso dirvi è questo: altri elementi a me non li hanno dati. È stato trovato qualcosa, qualche elemento? Non è stato trovato nulla. Gino potrebbe aver portato agli investigatori della documentazione, forse un PC, ma non trapela nulla. Poi torna a ribadire l'importanza dell'appello lanciato ieri insieme ai genitori di Filippo Turetta, Elisabetta e Nicola, che si erano recati nella sua abitazione di Vigonovo. Rinnovo l'appello, quello che avevo già fatto l'altro giorno, perché non dobbiamo mai perdere le speranze, e soprattutto dobbiamo avere fiducia che Giulia possa essere ancora con noi. Continuate a stare attenti con gli occhi, la ricerca dell'auto, e soprattutto, se li vedete, date informazioni che siano utili. Ecco. E dunque un quarto giorno di ricerche a tappeto. Oggi si sono concentrate ancora lungo la riviera del Brenta e nella zona industriale di Fossò. Le ricerche continuano a 360 gradi oggi nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Alle mie spalle un via vai continuo. Oltre ai familiari di Giulia sono arrivati i vigili del fuoco e poi i carabinieri, anche quelli del nucleo cinofili. Il cerchio sembra stringersi a determinate zone nel quarto giorno di ricerche di Giulia e Filippo, i due 22enni ex fidanzati compagni di università, scomparsi da sabato sera dopo aver trascorso il pomeriggio insieme. Questa mattina nella zona industriale di Fossò, a pochi metri dal punto in cui sono state trovate le macchie di sangue ancora da identificare, si sono riuniti per coordinarsi i vigili del fuoco e i carabinieri con i cani per capire dove dirigere le ricerche.
Sopra le nostre teste sta sorvolando l'elicottero dei carabinieri. Il nucleo sommozzatori ha scandagliato varie zone della riviera del Brenta, compresa l'area di Paluello di Stra, dove già ieri erano stati con un gommone. L'elicottero ha sorvolato anche la statale Noalese e le aree adiacenti. Si presume sia la strada percorsa dalla Grande Punto Nera guidata da Filippo per lasciare la riviera del Brenta, raggiungere la provincia di Treviso, poi l'Alto Bellunese, dove lungo la Lemagna Ospitale è passata domenica mattina alle 9. Il transito infatti è stato registrato da una telecamera di sicurezza. Una fuga di oltre 400 chilometri che aumenta di giorno in giorno l'angoscia delle due famiglie. Nuove ricerche sono state effettuate poi nella zona industriale di Fossò, dove in via Prima Strada c'erano tracce di sangue e lunedì mattina gli uomini della scientifica per i rilievi, come racconta un testimone. C'erano queste macchine di sangue che non ho notato io perché sono arrivato tardi, cioè sono arrivato presto in fabbrica alle 6:30, era ancora buio. C'erano queste macchine di sangue che finivano vicino al palo della luce, lì dove c'era una chiazza più grande. Qualcuno a piedi le ha notate, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati subito, hanno chiuso la strada, entrambi i lati, e sono stati qui un paio d'ore, c'erano parecchi carabinieri. Ma agli inquirenti interessano soprattutto le immagini dello stabilimento di Dior, dotato di molte telecamere perimetrali sul tetto che inquadrano il piazzale dell'azienda, una a ogni angolazione, e secondo alcuni operai sarebbero le uniche operative 24 ore su 24. I carabinieri hanno già acquisito i filmati, mentre sono stati prelevati dei campioni di sangue mandati ad analizzare per un eventuale confronto di DNA con quello dei due ragazzi. Ospite ieri sera a Ring del nostro Ferdinando Avarino, lo psicologo Mirko Castellera ha delineato gli scenari che potrebbero esserci dietro la scomparsa di Giulia e Filippo. Io auspico che sia, dico auspico perché non ho elementi oggettivi, che sia una fuga dalle responsabilità, come spesso avviene in una coppia giovane che non ha il coraggio magari di affrontare con i propri genitori la voglia di stare assieme o di vivere assieme o altri elementi. Mi auguro sia questo il caso che abbiamo davanti, perché di solito più passa il tempo rispetto all'inizio delle ricerche, più gli scenari che si caratterizzano sono di ben altro genere. Perché gli altri due scenari che io vedo, e ripeto con la necessaria delicatezza del periodo che stiamo vivendo e del rispetto delle famiglie, non sono poi così positivi. Perché se ci fosse stato un accumulo di rancore più o meno dichiarato da parte di uno della coppia, gli effetti collaterali, anche in termini aggressivi, difficilmente vengono contenuti. Stupiscono due aspetti. Il primo, la semplicità di questi giovani, che potrebbero essere tranquillamente i figli di chiunque, di noi. Il secondo aspetto, che ho compreso ora qui in trasmissione, è che le due famiglie si sono riunite o si sono parlate dando un messaggio molto chiaro, mi sembra di capire a loro, che è quello di dire: non preoccupatevi, state tranquilli, qualsiasi cosa sia successo, tornate a casa. È un messaggio rassicurante. Il fatto che lo faccia tutte e due le famiglie lo rinforza ancora di più. Però c'è una domanda da porsi. Di che cosa avrebbero dovuto aver paura? Questa dunque la pagina dedicata alla scomparsa dei due giovanissimi su cui vi stiamo aggiornando davvero continuamente da 4 giorni. Adesso andiamo ad altra cronaca con le due auto che erano state bruciate circa 3 mesi fa. Siamo a Treviso. Il sospetto fin da subito era stato quello che si trattasse di un incendio doloso, ora la conferma, ed è stato anche individuato il presunto responsabile. Il sospetto agli agenti della squadra mobile di Treviso era venuto subito. 2 auto erano andate a fuoco nel parcheggio di un condominio nella notte del 18 agosto scorso, intestate a 2 persone conviventi, e il sospetto che qualcuno gli avesse dato fuoco volontariamente è stato confermato dalle indagini che hanno permesso di raccogliere indizi inequivocabili. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato l'ex compagno della donna, un 32enne residente nel Vicentino, il quale non si è mai rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e che la donna avesse iniziato a frequentare un altro uomo, e così il magistrato ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, notificata all'uomo rintracciato nella sua abitazione.
Ora torniamo sulla tragedia di Ormelle, perché l'auto finita contro un ponticello di cemento lungo la provinciale per Oderzo andava a una velocità di 150 km/h. Uno schianto costato la vita, lo sappiamo, a 3 persone: il 27enne Gurtej Singh che guidava la macchina, il 35enne Gurdeep Singh e Davinder Kumar di 26 anni, tutti cittadini di origini indiane. Rimane ricoverato in terapia intensiva il quarto occupante della vettura, un 23enne. Dalla procura oggi è stato fatto sapere che sono stati disposti gli esami tossicologici sul conducente dell'Audi A3. I 4 ragazzi stavano tornando a casa dopo aver trascorso qualche ora a una festa. Il sospetto è che l'automobilista potesse aver bevuto. Il risultato non avrebbe comunque ovviamente nessuna valenza giuridica, essendo purtroppo deceduto il giovane conducente, ma importante da un punto di vista sociologico, un dato che, se confermato, rientrerebbe nella casistica per la quale la Marca è tristemente nota, quella degli incidenti mortali causati dall'abuso di alcolici. E ci sono stati altri 2 seri incidenti in giornata. Questa mattina alle 7:45 nell'ormai tristemente nota via Bassanese a Maser c'è stato questo, lo vedete nelle immagini, spaventoso incidente tra auto e moto, con un motociclista sbalzato parecchi metri più in là. Intervenuta l'automedica con l'ambulanza del SUEM, col paziente che fortunatamente non in pericolo di vita è stato trasportato a Montebelluna per accertamenti. Pochi minuti più tardi, intorno alle 8, in via Principe a Musestre, frazione di Roncade, una ragazza al volante della sua auto avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Rimasta gravemente ferita, è stata trasportata al Cafoncello di Treviso. È partito dal sud il via libera alla squadra mobile di Treviso per intervenire in un'indagine per violenza sessuale portata avanti dalla procura di Reggio Calabria, coinvolti 2 trevigiani. La polizia di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una di arresti domiciliari e effettuato 18 perquisizioni con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di 2 minorenni originari della piana di Gioia Tauro. È stata coinvolta anche la squadra mobile trevigiana, perché 2 degli indagati lavorano in provincia di Treviso. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici, informatici e di telefonia. I giovani arrestati avrebbero poi messo in rete filmati degli abusi iniziati nell'estate dello scorso anno. Nell'inchiesta condotta dalla Procura di Palmi ci sono inoltre 16 indagati, 4 dei quali minorenni. Si tratta di persone, secondo quanto si è appreso, che sono state trovate in possesso di immagini degli abusi sui loro computer e cellulari. Piante di marijuana invece alte fino a 3 metri sulle grave del Piave a Crocetta del Montello, arrestato dai carabinieri un 57enne di Moriaco. Aveva pensato bene di realizzare una vera coltivazione di marijuana sulle grave del Piave a Crocetta del Montello. A notare queste piante alte fino a 3 metri, diverse dalla classica vegetazione del posto, un cacciatore che ha allertato i carabinieri. Immediate le indagini dei militari dell'Arma che, dopo alcuni appostamenti, hanno notato un uomo avvicinarsi per curare la piantagione. In arresto è finito un 57enne di Moriago della Battaglia, già noto alle forze dell'ordine per la sua dedizione proprio alla marijuana. Sequestrate una decina di piante, mentre nell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno trovato alcuni secchi con all'interno circa 6 kg di marijuana in fase di essiccazione, sementi e diversi attrezzi per il giardinaggio. L'arresto è stato convalidato e all'uomo è stato disposto l'obbligo di firma giornaliera presso i carabinieri. A Castelfranco invece i militari hanno denunciato un 48enne della zona trovato in possesso di 5 piante di canapa indiana. Inoltre in casa l'uomo aveva pistole, carabine e fucili sovrapposti non custoditi in maniera corretta in un posto sicuro. Per questo le armi sono state sequestrate. Infine è stato deferito all'autorità giudiziaria un 19enne con 16 grammi di hashish, fermato e controllato nella zona di Castelfranco. E sono stati attimi di paura per un pescatore finito nelle sabbie mobili in un tratto del fiume Piave, stavolta a Ponte di Piave. L'uomo è sprofondato fino all'ombelico, rimanendo bloccato. È però riuscito a chiamare con il telefonino il 115. Una volta individuato in mezzo alla vegetazione, un elisoccorritore si è calato raggiungendo il pescatore, che è stato imbragato per essere tirato fuori dalla trappola di fango e issato a bordo dell'elicottero. Il velivolo è poi atterrato
atterrato in uno spiazzo dove erano presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco, sul posto anche i sanitari del SUEM 118, quindi questo davvero inedito intervento addirittura per sabbie mobili lungo il Piave. Andiamo all'inchiesta sui falsi Green Pass. 8 fra i 65 indagati residenti in varie province d'Italia hanno chiesto e ottenuto di essere interrogati dagli inquirenti, hanno presentato inoltre documentazione ora al vaglio dei carabinieri del nucleo antisofisticazione. Solo al termine di questi accertamenti il sostituto procuratore Mara De Donà presenterà le sue richieste di rinvio a giudizio. Tra le persone indagate dalla procura anche l'ex prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu. L'inchiesta aveva consentito di scoprire un sistema truffaldino per ottenere il Green Pass che prevedeva l'attestazione dell'esito positivo di test molecolari eseguiti al poliambulatorio o di test rapidi fatti nelle farmacie. I pazienti venivano così inseriti nell'elenco dei contagiati e a distanza di circa una settimana ne veniva accertata la negativizzazione, permettendo ai finti malati di ottenere il Green Pass di avvenuta guarigione senza dunque doversi sottoporre al vaccino. In questo modo avevano libero accesso a ristoranti, cinema, teatri all'epoca sottoposti, lo ricorderete bene, a restrizioni. Adesso, se la regia è d'accordo, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta da studio, ben ritrovati. Allora, ieri la Commissione Senato ha approvato la cancellazione del taglio di 100 milioni di fondi ai comuni. È arrivato il plauso del sindaco di Treviso, che è anche presidente ANCI Mario Conte, che però dice il dialogo con il governo va avanti perché servono ulteriori garanzie. L'ho sentito anche questa mattina, ci sentiamo spesso in questo periodo. L'ho ringraziato innanzitutto per questo primo segnale incoraggiante per i comuni e gli ho anche chiesto di continuare a dialogare, perché se il dialogo porta a questi risultati significa fare buona politica. Il Ministro? Il Ministro, come sempre, si è dimostrato molto disponibile. Telefonata tra il presidente ANCI Veneto e il ministro Giorgetti dopo la cancellazione del taglio di 100 milioni di euro per i comuni e 50 milioni per le città metropolitane e le province approvate in Commissione Senato. Questi erano i fondi stanziati nel 2021 per l'annualità 2023, che erano in bilico anche quelli che sarebbero stati quasi retroattivi, quindi capite le difficoltà poi per gli enti locali, però questi sono stati messi al sicuro. È stato accolto il grido d'allarme dei sindaci e la risposta arrivata dal governo incoraggiante, perché, continua Conte, consente di guardare ai servizi essenziali per i nostri cittadini con serenità. Un primo passo, ma il dialogo e soprattutto le richieste degli enti all'esecutivo continuano. Adesso, sempre attraverso il dialogo e il confronto con il governo, lavoriamo per le future annualità, quindi 2024-2025, perché ovviamente la nostra programmazione si sviluppa nel triennio e abbiamo bisogno di garanzie. Le opposizioni a Palazzo dei 300 sono però all'attacco sull'aumento dell'addizionale IRPEF comunale a Treviso, annunciato proprio dal sindaco Conte. Per il capogruppo PD Pelloni è una vergogna. Sentiamolo. È un aumento vergognoso. Proprio ieri il comune di Padova è passato da una tassa piatta a un'aliquota progressiva, come era fino a ieri nel comune di Treviso. Conte non ci dica che salva il sociale quando va a salvare il sociale facendolo pagare alle famiglie con redditi più bassi, ai redditi medi e bassi. Fino a ieri l'addizionale di 0,8% la pagavano le persone che avevano un reddito superiore a 55.000 euro. Da oggi la pagano quelli che hanno un reddito superiore a 16.000 euro. È una vergogna. In una situazione in cui già le famiglie fanno molta fatica, i rincari energetici e i rincari del carrello della spesa stanno mettendo in difficoltà le famiglie trevigiane, proprio in questo momento si decide di andare ad aumentare le tasse a tutti, ma soprattutto proporzionalmente alle famiglie più in difficoltà. Con questo provvedimento si andrà a prelevare almeno 200 euro a nucleo familiare. Cittadella della Salute ora, perché c'è finalmente la data, dopo tanta attesa e diversi slittamenti, il 21 novembre, che è la festa della Madonna della Salute, alle 11 del mattino, alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia e del direttore generale dell'ULSS2 Francesco Benazzi, ci sarà la cerimonia proprio alla Cittadella per l'avvio ufficiale dell'attività del nuovo nosocomio, con l'ingresso dei primi pazienti e i trasferimenti dei primi reparti. Lo scorso dicembre ci fu una prima inaugurazione della struttura che ospitava
ospiterà 450 posti letto, 25 sale operatorie e un'ampia area dedicata alle cure ad alta intensità, quindi martedì 21. Cambiamo tema. Ieri l'allarme del direttore della CIA Veneto, che aveva spiegato come a causa dei cambiamenti climatici il radicchio di Treviso nei prossimi anni potrebbe scomparire. Oggi la replica del consorzio, prodotto che non è assolutamente a rischio, dicono. Il radicchio di Treviso non è assolutamente a rischio di scomparire dalla zona. Va dritto al punto il presidente del consorzio Radicchio di Treviso nel replicare alle parole del direttore CIA Veneto Antonini, che parlando delle colture a rischio a causa dei cambiamenti climatici aveva tirato in ballo proprio il radicchio, prodotto che invece, spiega Tosatto, è ben radicato nel territorio, che non rischia di sparire per le variazioni meteorologiche né tantomeno di vedere la produzione spostata altrove. La selezione del seme del radicchio di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco viene fatta da selezione massale. Quindi viene fatto anno dopo anno e le piante che vivono le problematiche agronomiche legate al cambiamento climatico passano il patrimonio genetico al proprio seme cercando di risolvere il cambiamento climatico. Da 1 anno e mezzo siamo partiti con un progetto, aggiunge Tosatto, mettendo attorno ad un tavolo tutti i nostri produttori di seme, cercando di dare loro le conoscenze giuste per risolvere naturalmente le problematiche che arrivano dai cambiamenti climatici. In tal senso già in questo momento sono stati sviluppati dei semi di radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco che vanno in questa direzione. Che riescono ad arrivare con forme disciplinari buoni come il radicchio di Treviso, che per esempio un cambiamento climatico classico è che manca il freddo, ok? Buono lo stesso anche se non arrivano le brine. Per quanto riguarda la produzione di quest'anno si registrano perdite intorno al 30% legate al caldo anomalo, alla mancanza di freddo e alle precipitazioni abbondanti, ma i consumatori avranno la garanzia di trovare sempre un prodotto d'eccellenza. Il consumatore, i nostri clienti, le persone che vogliono comprare il radicchio di Treviso IGP lo troveranno sempre uguale e sempre di buona qualità, perché è sempre conforme al disciplinare, e questa è una garanzia che il marchio IGP può dare. Sabato torna con la 9ª edizione il premio Luciano Vincenzoni, un trevigiano illustre, a celebrarlo con una locandina e una targa d'eccezione sui luoghi di Signore e Signori anche il maestro Renato Casaro. Sono occasioni belle anche per me, perché ecco, come questa locandina è un po' rivedere, rifare, ecco, cos'è il film, cos'era il film. Ecco. È ispirata alle donne trevigiane degli anni 60, quelle di Signore e Signori, la locandina che il maestro Renato Casaro ha dedicato alla 9ª edizione del premio Vincenzoni, che torna il prossimo 18 novembre per premiare i migliori soggettisti cinematografici e compositori per film under 35. Oltre alla locandina, Casaro ha anche curato la targa che sarà scoperta in quella occasione in Via Canova, uno dei luoghi resi celebri dalla pellicola di Pietro Germi, del quale Vincenzoni curò la sceneggiatura, consegnando la città alla storia del cinema. Dai, andiamo che trio, andiamo! Ritorna così a casa Luciano Vincenzoni a 10 anni dalla sua scomparsa. Luciano Vincenzoni torna stabilmente a Treviso, perché questa targa, questo marmo nel quale è incisa tra l'altro una sua frase, una sua espressione, vedrete, no? Rimarrà per testimoniare che lui era qua, è andato di là ed è tornato qua. Luciano Vincenzoni torna a Treviso. Ma torna a casa nei valori, nell'arte, nella passione che lui ha messo, con l'obiettivo che questo premio e quella targa diventino luoghi e punti simbolo di ispirazione. Cioè chiunque passa lì davanti deve trovarsi un po' più ricco dentro, nei valori, nell'arte, nella cultura e nella bellezza. Dai, Caselato, Indriagon, vieni! E ora le notizie che ci arrivano dalla nostra redazione di Belluno. Partiamo dal futuro della ex caserma Fantuzzi, che è appeso a un filo. Il demanio chiede in cambio la permuta con i palazzi che ospitano la sede della prefettura e della questura. I sindaci sospendono il giudizio e i tempi per qualsivoglia progetto rischiano di diventare biblici.
Si è sperato di vedere entro l'anno perlomeno una bozza di progettualità sull'ex Fantuzzi, ma anche il 2023 andrà in archivio con l'amaro in bocca e una coda di polemiche sul futuro degli spazi del quartier generale della gloriosa Brigata Cadore. In attesa di una nuova sede c'è la questura che da anni conta di potersi trasferire con tutte le sue specialità. Ci sono anche le scuole come il Liceo Galilei e, perché no, anche la BIM GSP che all'ex Fantuzzi potrebbe trovare adeguata collocazione anziché sprecare suolo pubblico a Levego, dove l'area oggetto di interesse potrebbe essere destinata a nuova residenzialità. Il recupero dall'ex Fantuzzi è nel piano di assetto territoriale del comune di Belluno, che ha avuto il via libera dalla provincia pochi giorni fa, ma iter e richieste del demanio rischiano di far saltare i nervi. Il demanio tramite la prefettura cerca di entrare nella disponibilità del Palazzo dei Rettori e della questura per poi implementare lì le loro attività. In cambio darebbero la Fantuzzi con un progetto che ne prevede appunto la sua organizzazione. Tutto facile? Per nulla, perché senza accoglimento della proposta di permuta fatta dal demanio alla provincia e senza i finanziamenti per il recupero dell'ex Fantuzzi, lo Stato non muoverà foglia. Qui si apre il confronto tra i sindaci se sia più utile immaginare di avere un immobile, la Fantuzzi, sistemato come lo desiderano i sindaci o comunque la provincia o comunque anche il comune di Belluno, da destinare ad attività concrete nell'interesse di tutti. C'è chi ritiene invece che il Palazzo dei Rettori sia un gioiello che debba rimanere in mano della provincia. Io non lo so, francamente il palazzo è lì e rimarrà sempre per quella funzione. E allora Palazzo Piloni ci va con i piedi di piombo. Cedere al demanio Palazzo dei Rettori e Questura vorrebbe dire rinunciare a 260.000 euro di affitti all'anno. Se il tema sono quei soldi, manco dovevamo iniziare la procedura, manco dovevamo sederci al tavolo. No, quei soldi ci servono, ce li teniamo. Secondo me invece i sindaci, la provincia dovrebbe fare un ragionamento un po' più ampio. Non credo che non si riesca in qualche modo a recuperare risorse che vadano a sostituire quelle che andrebbero perse in altro modo, con altre modalità. Valentina Colleselli è la nuova direttrice della Fondazione DMO Dolomiti. Bellunese, 47 anni, Colleselli è stata individuata dalla commissione del concorso bandito dalla stessa DMO lo scorso giugno per una selezione comparativa per l'incarico di direttore della struttura. Laurea in giurisprudenza con master per giuristi internazionali, Valentina Colleselli ha al suo attivo molteplici esperienze lavorative all'estero nell'ambito della gestione dei progetti europei ed è coautrice di alcune pubblicazioni sulla montagna veneta e sui programmi di cooperazione pubblico-privata. La neodirettrice, che affianca i vertici della Fondazione tutti al femminile, entrerà in servizio il prossimo dicembre subentrando all'uscente Michele Basso. Nuova vita invece per l'ultimo dipinto di Dino Buzzati. Il comune di Limana ha affidato il restauro dell'opera I Miracoli di Santa Rita, donato dallo scrittore e giornalista all'amministrazione nel 1971, un anno prima della sua scomparsa. Esposto alcuni anni in Valpiana, il dipinto venne rubato e solo dopo numerosi appelli venne restituito all'amministrazione dell'epoca senza che si identificassero però gli autori del furto. Da allora il tabernacolo di Valpiana ospita una copia del dipinto, mentre l'originale è conservato in municipio. L'opera di restauro dell'ultimo dipinto realizzato da Buzzati sarà svolta con l'assistenza della sovrintendenza. Omaggio invece al 60° anniversario del disastro del Vajont, l'edizione numero 23 del premio internazionale Bellunesi che onorano la provincia in Italia e nel mondo. La cerimonia è fissata per il prossimo 25 novembre a Longarone. C'è questo legame profondo perché comunque Longarone è sempre stata una terra di emigrazione, quindi questo premio è fortemente legato a noi. È l'edizione che onora e rende omaggio al 60° del disastro del Vajont, la numero 23 del premio internazionale ai bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo. La cerimonia il 25 novembre a Longarone con un prologo il 24 per la celebrazione del 20ennale della costituzione della famiglia di emigranti ed ex emigranti di Longarone. Tra i premiati di quest'anno spiccano i nomi di Francesco Piazza, capo del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del giocatore e allenatore di basket Romeo Sacchetti, a cui va il merito di aver riportato la nazionale a disputare un'Olimpiade. Per noi è un onore poterlo premiare perché ha rappresentato, penso, meglio di chiunque altro nell'ambito sportivo
quelle che sono le qualità bellunesi. E poi Silvana Molin Pradelle, Francesco Dazzi, Francesco Marin con Flavio José Brugnago, oltre a 3 figure longaronesi che si sono spese per il territorio e la comunità di Longarone, i cui nomi verranno resi noti nel giorno della premiazione. Un premio nato grazie alla felice intuizione del Rotary Club di Belluno con la presidenza di Vincenzo Barcelloni Corte e una tradizione proseguita grazie all'impegno della provincia di Belluno e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e che da qualche anno premia le giovani generazioni. Le proposte che stanno arrivando dalle famiglie, dai comuni, dalle categorie economiche sono proposte che stanno ringiovanendo il grado, l'età media delle persone premiate. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell'ABM e sulle frequenze radiofoniche dell'associazione, collegata con tutti i bellunesi nel mondo. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, adesso le previsioni del tempo, vi auguro da tutta la redazione una buona serata, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati, ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Prevarranno ancora condizioni stabili sull'Italia per la presenza dell'alta pressione che garantirà tempo asciutto e anche un clima insolitamente mite per il periodo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 16 novembre evidenzia un ampio soleggiamento. Nella prima metà di giornata avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, più probabilmente verso sera, e sulla pianura localmente si formeranno delle nebbie. Temperature in lieve e locale calo, minime sui 3-7 gradi, massime comprese tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o con poche nubi a carattere sparso, locali annuvolamenti nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra 14 e 18 gradi all'incirca. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà abbastanza soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia mattutina. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.